1. Siusi, Patrizio News. No, TG del turismo. No, dai, abbiamo preso un abbrivio migliore. Sì, dopo le vacanze sì, sembrava, invece così abbiamo seconda ripreso. puntata, Vado andiamo avanti. subito? Vai, tocca a te, Vado tocca a te, subito, tocca a te. tocca a me. Dai. Una bella notizia da Firenze. Dopo 8 anni di restauri è riaperto il corridoio vasariano. Questo passaggio, che è un passaggio storico progettato da Giorgio Vasari naturalmente, nel 1565, collega Palazzo Vecchio con Palazzo Pitti e lo si può rifare, dai, e offre una visita panoramica unica della città, si vede la città e la visita dura 45 minuti, parte dagli Uffizi e si conclude ai Giardini di Boboli, un posto meraviglioso che io ho raccontato in Misteri del Rinascimento. Qua sotto avete il tempo di vedere dov'è, perché è appunto su la7.it, potete andare a vedere lo speciale che ho fatto proprio su questo tema, il Rinascimento e le ville Medice, i luoghi stupendi del Rinascimento italiano e toscano. Vabbè, l'abbiamo capita. Un'altra notizia, Sì. sempre da Firenze, forse ancora più bella. Sull'overtourism. Perché? Sì, a proposito di overtourism, Certo. a Firenze la sindaca Sara Funaro ha introdotto un nuovo incentivo per contrastare gli effetti dell'overtourism. Ma dai, A partire cioè? da quest'anno Ci prova. sarà rimborsata l'IMU a chi ritira un immobile dal mercato degli affitti brevi, Ah. in modo che, cioè, come dire, meno case per gli affitti brevi, più case per gli abitanti. E quindi questa Poi gli affitti normali. sembra una bella notizia. Una bella notizia, sì. Vai. Comunque io ho pagato 7 euro di tassa per... Sì? sì, sono Ah, andata però. a Firenze, cioè, quindi insomma, voglio dire, no? Prendiamo... A Milano mi sa che siano arrivati a più di 6. Ah sì, anche lì, eh? Sì. A Venezia? A Venezia non si capisce bene, adesso tra un po' sicuramente rimettono gli ingressi e si parla anche di 10, si parla, non lo so. L'ho detto, Vi terremo mettiamo informati. la biglietteria al Brennero. Questa Ah, è la dai, soluzione. lascia Quando mi perdere, fate via. ministro del turismo, propongo questo, perché è inutile fare tutte le città, dopo diventa è un esborso incredibile. Invece si paga al Brennero e finita lì. Va La bene? Susi, ministro del turismo, Sì. non pensate le battute, non perché pensate. no? Perché Vai no? avanti, Va vai bene. avanti. Subiaco è stata proclamata capitale dell'Italia del libro 2025. Sì. Oh, Subiaco è un prestigioso riconoscimento che celebra la città laziale come punto di riferimento per la lettura e la cultura. Tutti leggono e tutti scrivono a Subiaco. Tra le iniziative previste il restauro di manoscritti antichi dei monasteri benedettini. Io sono andata a vedere i monasteri benedettini, è un luogo di pace, di bellezza e soprattutto di cultura, una cultura che viene conservata con una forza incredibile da personaggi stupendi, davvero meravigliosa. È la ricostruzione della prima tipografia italiana. Eh sì, perché è lì che hanno incominciato a stampare naturalmente la Bibbia e tutto il resto. Meraviglioso. Ci saranno mostre, visite guidate e tutto il resto. E poi c'è un'app anche di WhatsApp. In occasioni Potevano esserci imperdibili, un'app? esatto, per scoprire il patrimonio culturale di Subiaco, l'insegna della tradizione e dell'innovazione. Lo voglio mettere così, sono parole, però è bello. Sta a sentire l'UNESCO. Sì? L'UNESCO aggiorna naturalmente i suoi patrimoni culturali immateriali Sì. dell'umanità. Ho E ci sono conosciuto Sì. un responsabile dell'UNESCO. Sì, va bene, ci sono delle novità in Europa e non solo. Sì. Sono stati aggiunti i tetti in zinco di Parigi. Ma dai, belli perché sono Sì, vabbè. stupendi, La belli. decorazione delle uova pisanca dell'Ucraina. Vabbè. Beh, belli Poi, però. in Italia e in Spagna la tradizione del suono delle campane. Beh, sì, ci voleva. In Estonia il piatto tradizionale Mulgi Pader a base di patate e orzo. Me l'ha fatto Ulle, la mia amica Vabbè. estone. Poi questo è importante invece è la danza teatrale indonesiana, questa Beh, è tutto molto importante, così, sì, è bellissima. Poi il sake in Giappone. Vabbè, è vero, sai che... Sì, il formaggio Minas del Brasile, sì. Ah,
e poi il krama cambogiano, che è un tessuto tradizionale intrecciato. Però, e poi. Però allora tu adesso dici no, ma come le uova decorate eccetera, ma sono cose di un'importanza incredibile, perché Sì. non c'è solo il monumento, ma c'è la tradizione, c'è l'aspetto. Allora Ho detto qualcosa contro l'Unesco. allora no, invece no, cioè, sono cose molto importanti. E poi per esempio in Estonia patrimonio UNESCO è la costruzione della Vene, una barca ricavata da un tronco d'albero. È una cosa talmente arcaica, antica, meravigliosa, è un lavoro stupendo, dai. Vabbè, viva l'UNESCO, andiamo avanti, vai avanti. Devi leggere Pensionati per caso adesso. Pensionati per caso, abbiamo la sigla. Sì. Allora, viaggi delle radici per pensionati per caso dal mondo. Allora, cosa sarebbe? Abbiamo scoperto un servizio di Italea Umbria, un'agenzia specializzata nei viaggi delle radici, cioè praticamente un team ti organizza un viaggio, magari da te che vieni dall'Argentina o da chissà dove, no? Esatto, i figli degli immigrati che sono andati là e adesso vogliono ritornare a vedere la loro storia, la storia della loro famiglia, e questa agenzia riorganizza questo viaggio e li porta a vedere quella che era appunto la loro origine, dei loro avi. Non è meraviglioso? Molto interessante. E questo vuole dire che vai nei paesi che poi sono stati abbandonati. È ancora più bella questa cosa, no? Nel senso che non vai a vedere le solite cose, certo, eccetera, ma vai nei paesi che allora sono stati abbandonati, pensiamo con quale tristezza da parte degli abitanti, e che adesso magari rivivono grazie al turismo. Ma poi coinvolge tutto, la gastronomia, il paesaggio, la lingua. Bellissimo. Vabbè, molto bello. Interessante. E questo permette anche ai paesi appunto di riscoprirsi, no? Nelle proprie tradizioni. Io comunque questa cosa l'ho fatta e so benissimo dov'è la mia tradizione, i miei avi, il mio passato. Sì. Dove sono? A Roccamalatina. Lo sapevo. Vabbè, andiamo avanti perché il tempo, che ogni tanto viene fuori Roccamalatina. Il tempo stringe. Sì, dai. Una notizia dal Veneto. Sì. Manca meno di un mese al Carnevale di Venezia. Oddio. Che sarà dal 14 febbraio al 4 marzo. Sì. Quindi cercate di organizzarvi, perché non è facile trovare posto a Venezia anche nelle varie manifestazioni. Quest'anno il tema è il tempo di Casanova. Figurati! È previsto un grande spettacolo serale di San Valentino a Piazza San Marco, certo, un corteo mascherato da Punta della Dogana a Rialto, sì, poi c'è la festa naturalmente delle Marie, spettacoli all'Arsenale, parate, carri allegorici e poi il Carnival Street Show, che mi sembra c'è tutta la gente che va in giro e si mostra. Dai. Sì, è un appuntamento mondiale. Però, scusa, l'annuncio nell'annuncio vuole dire che fino al 14 febbraio Venezia è una meraviglia, perché c'è poca gente e la potete vedere con un po' più di tranquillità. Perché dopo il 14 vabbè, dopo il 14 c'è allora, vai. Prima comunque, è una cosa. Comunque Valentino ti stimolerà anche a c'è la storia di, no? Di Casanova, sì, Casanova, certo. San Valentino, certo. Perché sennò Valentino, insomma, si fa del gran sesso. Vai. Non dirlo così, ma dai. Aspetta, viaggiatore seriale. Sì, c'è il tuo amico. Sì, c'è il mio amico che è andato a Almaty in Kazakistan. Almaty in Kazakistan, sì. E il suo amico è proprio viaggiatore seriale, vuol dire che lui, se ha 2 giorni, un fine settimana, prende un aereo, va lontanissimo. Sì. Praticamente va e torna. No, però vede perché non dorme. Ciao Siusi, oggi sono sulle montagne Zeliski Alatau in Kazakistan. Con la funivia sono arrivato a un'altitudine di 3300 metri, dove oltre a regnare un'atmosfera di pace, ho assaggiato il latte di cavallo. In estate queste vette regalano una vista spettacolare sulla valle sottostante. La città di Almaty, ai piedi delle montagne, è una vibrante metropoli che unisce modernità e tradizione. Nei 3 giorni che vi ho trascorso ho visitato anche la cattedrale ortodossa dell'Ascensione, che è una delle costruzioni in legno più alte al mondo, e la collina Koktobie, che quando non c'è nebbia
nebbia offre una vista panoramica sulla città. Dai, vabbè, interessante, bravo comunque. Sì, Strano. Saluta perché ormai siamo arrivati alla fine. Saluto, non abbiamo nient'altro da dire. Ma no, cosa vuoi dire? Mi dispiace. Io posso anche dire che tutti i giovedì a Bologna sono a Grand Tour Italia a presentare dei libri. Se vi interessa. Dei libri? Dei libri, sì, presento dei libri. Tu dei libri? Li leggo e poi li presento. Alla prossima. Alla Ciao. prossima.